In questo periodo purtroppo vediamo una serie incredibile di incidenti stradali, molti anche con decessi. La bella stagione porta con sé sempre un'impennata di queste tragedie sulla strada e ogni volta che avvengono ci sentiamo davvero impotenti e sconfitti, perché forse non facciamo mai abbastanza. È un giugno nero quello sulle strade del Veneto che conta ad ora, solo nella provincia di Treviso, 9 morti. Ultimo incidente mortale quello di Trevignano, dove a perdere la vita è stato il 65enne geometra di Montebelluna Ennio Corazzin. Morte avvenuta pochi giorni dal decesso della bimba di 9 anni a bordo dell'auto con la madre e la sorella, auto che si è schiantata frontalmente con un tir. Sul corpo della piccola è stata disposta l'autopsia. Pochi giorni anche dal weekend di sangue sul Veneto orientale, morti 2 giovanissimi di 18 e 24 anni, uno mentre era a bordo della sua moto a Ceggia, l'altro inabissato con l'auto nel Sile a Jesolo Paese. Una strage quella sulle strade che non si ferma, necessario intervenire con ogni mezzo possibile. Col tavolo della sicurezza stradale stiamo cercando da parecchi anni di sensibilizzare soprattutto i ragazzi più giovani nelle scuole con lezioni di educazione stradale alla consapevolezza che la strada può essere pericolosa e le regole vanno rispettate. E quindi faccio un appello soprattutto ai ragazzi, osserviamo le regole perché la vita è una sola.